Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, puntata prenatalizia, Ermanno, che dedichiamo purtroppo, possiamo dire tranquillamente purtroppo, ancora alla situazione internazionale e alla situazione dei conflitti internazionali che sono in corso. La caduta della Siria e la situazione in Ucraina, un'Ucraina che, dopo ne parleremo, lo stesso Trump ha definito la più grande carneficina dopo la seconda guerra mondiale. Sì, certamente. Siamo in un momento in cui sottovalutiamo quello che sta succedendo. Il conflitto ucraino-russo non è così semplice. E si è già allargato nel Medio Oriente. Vediamo che la Russia era collegata con la Siria, quindi c'era tutto un equilibrio da smontare da parte naturalmente americana. Adesso però le cose stanno cambiando, perché la politica di Trump, direi, non è migliore, però cambia gli obiettivi. Perché dice il vero nemico è la Cina. E in certo senso ha ragione, perché l'economia cinese sta invadendo tutto il pianeta indifferentemente e ha un potere anche umano dove va. C'è anche un'invasione di cinesi che prendono possesso del territorio e quindi garantiscono una continuità e un collegamento, diciamo, privilegiato nei vari territori, anche nell'Africa per esempio, ma lo vediamo anche in Italia. I grandi venditori dei prodotti cinesi sono i cinesi. Poi naturalmente, visto il prezzo, si giovano anche gli italiani, ma siamo sottomessi, la cosa vale anche per gli Stati Uniti. E quindi, secondo Trump, la politica economica di Trump è dice riportiamo le aziende americane in America, perché sennò diventeremo poveri, quindi dal Messico riportarle negli Stati Uniti, perché era stato un passo in quella direzione. La manodopera in Messico costa meno, di conseguenza l'industria andava in quella direzione, ma naturalmente poi i paesi, i lavoratori americani diventano dei disoccupati e non sono in grado poi di mantenere un mercato, perché il mercato viene sviluppato dagli abitanti di quel paese, e la stessa cosa sta succedendo anche in Italia. Quindi Trump, avendo una visione completamente diversa dell'economia mondiale. E questo naturalmente non credo che sia l'effetto del cambiamento, è perché cambia la visuale e la possibilità di allearsi con la Russia, che tutto sommato, anche se militarmente è potente, ma anche la Cina, tutto sommato non è un competitor economico. E di conseguenza l'unico competitor economico è perché aveva il gas, perché aveva il petrolio, ma a questo punto la Cina invece ha tutto e ci sta invadendo completamente, quindi ci sta economicamente sommergendo. E in questo senso appunto abbiamo degli ospiti che ci aiuteranno a capire questa visione particolare dell'Ucraina. Non dobbiamo guardare solo l'Ucraina, dobbiamo guardare il contesto generale di questo, diciamo, nuovo fenomeno che si chiama Trump. Certo, vi presento gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Saluto e ringrazio per essere qua nei nostri studi Giuseppe Caramazza, buonasera. Buonasera Giuseppe, è un collega, è stato direttore della rivista Nigrizia ed è un missionario comboniano. E ringrazio in collegamento il professor Stefano Luconi, buonasera professor Luconi. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie a lei, è docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Ecco, insieme a voi cercheremo un po' di capire dove si sta andando ed effettivamente, Ermanno, se la politica americana anche da un punto di vista bellico, quindi parliamo anche di sostegno ad esempio a Zelensky o quelli che sono gli interessi in Medio Oriente, se questa politica è destinata effettivamente a cambiare.
Ma l'America fa la guerra per ovvi motivi, non solo per difendere i paesi, ma anche perché ne trae lucro. Ora bisogna vedere fino a che punto la guerra in Ucraina dà lucro, dà possibilità di sviluppi, diciamo, economici nei confronti degli Stati Uniti, e questo ho grossi dubbi in questo momento. Poteva essere all'inizio, quando abbiamo interrotto la fornitura di petrolio e di gas, però diciamo, a questo punto è molto più pericoloso un'espansione cinese, che non è un'espansione legata soltanto a 2 o 3 prodotti, ma è legata a una moltitudine di prodotti. Peraltro le case, le case di produzione, la produzione per esempio della telefonia mobile piuttosto che di altre cose che sono all'ordine del giorno, fanno base in Cina. E quindi non solo, ma la Cina si avvantaggia anche delle nuove tecnologie. I cinesi non sono dei lavoratori, sono anche persone intelligenti che da queste esperienze traggono altre esperienze e vi sviluppano ulteriormente l'economia. Naturalmente questa economia che si sta sviluppando va in contrasto con l'economia americana, che è quella che in questo momento sta comandando il mondo. Ecco, in questo senso vorrei una opinione di Stefano Luconi. Questa economia americana, sarà possibile appoggiarsi alla Russia per alleggerire la pressione nei confronti della Cina? Dunque, io concordo fino a un certo punto con quello che è stato detto finora, nel senso che la minaccia rappresentata dalla Repubblica Popolare Cinese è un qualche cosa di cui sono pienamente consapevoli sia i democratici sia il Partito Repubblicano in versione trumpista, che fra l'altro non rappresenta una gran novità, perché si va incontro a una riproposizione di quello a cui abbiamo assistito fra il 2017 e il 2021. E il concordare sulla minaccia rappresentata dalla Repubblica Popolare Cinese è legato al fatto che dopo che Trump aveva innalzato i dazi protezionistici sulle importazioni dalla Cina, questi dazi non sono stati abbassati dall'amministrazione Biden, e Kamala Harris, sia pure sconfitta in campagna elettorale, aveva promesso di mantenere i dazi alti. Quindi c'è una visione comune sulla minaccia cinese. Quello che cambia è la interpretazione della crisi in Ucraina, della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina. Perché per Trump sostenere l'Ucraina è una perdita di risorse e invece per l'amministrazione Biden la difesa dell'Ucraina era funzionale proprio a questo fronteggiare la sfida cinese. Perché l'amministrazione Biden, al di là delle affermazioni propagandistiche un po' sloganistiche rivolte all'opinione pubblica interna e all'opinione pubblica occidentale, vuole sostenere, ha sostenuto finora l'Ucraina per non creare un pericoloso precedente, ovvero sia l'amministrazione Biden ha sempre temuto che se la Russia avesse avuto mano libera nell'impadronirsi di parte dell'Ucraina, questo avrebbe creato un pericoloso precedente che avrebbe potuto legittimare o incoraggiare la Repubblica Popolare Cinese a occupare Taiwan. Taiwan che è importante proprio da un punto di vista economico, perché Taiwan è un importante produttore di terre rare, che sono quelle indispensabili per i prodotti ad alta tecnologia, penso per esempio al disprosio per i motori ibridi, e quindi la difesa dell'indipendenza di Taiwan è una difesa del primato dell'economia occidentale, di un'economia a trazione statunitense rispetto alla Cina. Se la Cina si impadronisse di Taiwan, la sua forza in termini di produzione di nuove tecnologie sarebbe inavvicinabile per l'economia statunitense e per l'economia occidentale. Quindi Biden è interessato
a difendere l'Ucraina proprio perché la difesa dell'Ucraina è una condizione sine qua non, a giudizio dell'amministrazione ormai uscente, per contenere l'espansione della Repubblica Popolare Cinese. Certamente, ma bisogna vedere i cinesi come la pensano. Io credo che i cinesi siano lontani 1000 miglia dal fare una guerra. Il principio dei cinesi è: se posso evitare una guerra lo faccio in tutte le maniere, poi se sono costretto lo faccio, e lo faccio nella maniera migliore. Prego. Sì, Giuseppe. ma bisogna anche tenere in considerazione l'interdipendenza tra l'economia della Repubblica Popolare Cinese e l'economia statunitense, perché la Repubblica Popolare Cinese detiene circa il 10% dei titoli del debito pubblico federale statunitense, perché la Repubblica Popolare Cinese vende a basso costo prodotti di consumo sul mercato statunitense che proprio per il loro basso costo consentono paradossalmente agli elettori di Trump, che è un ceto medio-basso in una scala sociale, di avere un tenore di vita di relativo benessere. Quindi queste economie in realtà sono fortemente intrecciate. Fare la guerra commerciale o non commerciale non conviene né agli Stati Uniti né a Pechino. Sì, certamente, però se ci metto le tasse forse non è una guerra, ma diciamo il commercio si basa anche su questi conflitti. E naturalmente Giuseppe Caramazza, adesso vorrei chiedere a lei un'opinione su questa nuova situazione dell'Ucraina. Qual è il suo pensiero? Beh, io non sono dentro a tutti i marchingegni che ci stanno dietro. È chiaro che la guerra in Ucraina deve finire. L'Ucraina da sola non sarebbe in grado di resistere contro la Russia, anche se la Russia ci ha messo del suo ad essere incapace di catturare l'Ucraina. Senz'altro verranno persi dei terreni, molti. Il Donbass, si chiama la Crimea, eccetera. Bisogna vedere cosa sarà il futuro. Il gioco mi pare che abbia anche un interesse in altre parti del mondo, perché gli ucraini, mentre fanno la guerra con la Russia, anche lavorano in situazioni di conflitto in Africa, in Sudan ad esempio. Sì. Quasi tutto il lavoro dei droni dell'esercito sudanese è guidato da ucraini. E là ci troviamo di fronte a una guerra dove gli europei e gli americani hanno avuto una grande presenza, hanno preparato chi l'esercito e chi i ribelli, e allo stesso tempo l'esercito e i ribelli ricevono fondi da stati dei paesi arabi, dell'Arabia Saudita, Oman, eccetera. E dunque è un intrecciarsi di interessi in questo momento molto forte, che alimenta la guerra non solo in Ucraina ma anche in Africa. Certo. Diciamo che in Sudan è un paese dove è stato scoperto il petrolio recentemente, di conseguenza diciamo, ci sono ulteriori motivi di conflitto. Molto più è l'oro e il terreno agricolo che viene dato in prestito ai paesi arabi, non producendo più cibo per la gente locale. Questo è interessante. Certo, certo. Allora partiamo col primo contributo. Fermiamo la guerra in Ucraina. Donald Trump questa settimana ha prospettato una possibile soluzione per la guerra in Ucraina. Dalla sua residenza di Mar-a-Lago il presidente, che è in attesa dell'investitura ufficiale, ha aperto a una possibile trattativa per chiudere la questione ucraina. Parleremo con Putin, parleremo con Zelensky, che non ho invitato all'insediamento di gennaio, ma se vuole può venire, ma trovare un'intesa è la priorità. Donald Trump è dunque tornato sulla sua promessa fatta in campagna elettorale quando diceva che in un giorno avrebbe fermato la guerra nel cuore dell'Europa, e ora sembra non voler attendere la cerimonia del giuramento per spingere sui negoziati. Stiamo facendo il massimo per fermare il maggior massacro della seconda guerra mondiale, ha detto ancora Trump. Il presidente ucraino però deve essere disposto a fare un accordo, così come anche Putin. Del resto, secondo Trump, per Kiev oggi non ha senso rivendicare territori coperti di macerie
macerie, città distrutte dove la gente non può più tornare. Quanto ai russi, ha detto ancora Trump, quando ero presidente non pensavano lontanamente di invadere l'Ucraina. Con me alla Casa Bianca tutto questo non sarebbe successo. Un messaggio per il Cremlino, dove Putin invece questa settimana ha riunito lo Stato Maggiore. Dall'inizio dell'anno, ha detto il presidente russo, abbiamo preso il controllo di 4.500 km quadrati e di 189 tra città e villaggi e attualmente avanziamo di 30 km al giorno. Il 2025, ha detto Putin, sarà l'anno della vittoria. Anche la strategia russa sembra quindi accelerare al dispiegamento di missili a medio raggio americano della NATO e in Europa, con il nuovo missile ipersonico Oresnik prodotto in serie. Nessun commento invece alla crisi siriana, la ritirata di contingenti russi e il destino delle basi sul Mediterraneo, ma in realtà a Mosca ci sarebbe preoccupazione per il rischio che la nuova Siria rianimi il vecchio nemico del terrorismo organizzato dell'Asia centrale. Il Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea intanto ha varato il 15° pacchetto di sanzioni contro la Russia al suo interno, che mette nel mirino le petroliere della flotta segreta di Mosca che eludono l'embargo, sostenendo l'economia di guerra di Mosca, mentre si sta discutendo invece della presenza di truppe dell'Unione Europea in Ucraina in caso di cessate il fuoco. Professor Luconi, a lei un'interpretazione di questo pezzo? Dunque, Trump non ha fatto altro che ribadire quello che J.D. Vance aveva già annunciato in campagna elettorale, ovvero sia che l'Ucraina deve cercare di mettersi d'accordo con Putin sulla base della cessione dei territori che di fatto la Russia ha occupato, la Crimea e il Donbass. Questo Zelensky è già disposto a farlo, nel senso che 2 giorni fa ha dichiarato ufficialmente che è molto improbabile che l'Ucraina sia in grado di riconquistare questi territori che la Russia gli ha strappato. Il problema è che il Cremlino, e in particolare Putin, interpretano qualsiasi cedimento, qualsiasi concessione da parte dell'Occidente come un segnale di debolezza. E allora Putin, non contento della ormai quasi formale cessione da parte dell'Ucraina del territorio del Donbass e della Crimea, ha cercato di rilanciare e che cosa ha detto? Ha dichiarato che si potrà parlare di trattative di pace, di un cessate il fuoco, solo e soltanto dopo che si terranno libere elezioni in Ucraina. Quindi Putin, non contento di essersi mangiato il Donbass e la Crimea, vorrebbe creare un governo fantoccio filorusso sbarazzandosi di Zelensky. Quindi è una via di mezzo, è la terza via. O a destra o a sinistra. È la terza via, fra l'altro siamo in una situazione di conflitto, è impensabile svolgere libere elezioni con una guerra in corso in Ucraina, quindi prima si raggiunge il cessate il fuoco, poi si può ipotizzare delle libere elezioni che saranno libere soltanto se ci saranno osservatori internazionali, se no saranno elezioni sfantoccio come quelle che si sono svolte nel Donbass occupato dalla Russia. Sì, ma la Russia ha anche degli altri punti critici. Questi punti critici, per esempio, sono la Georgia, sono tutti quei confini dei monti, degli Urali, che naturalmente la Russia vorrebbe conservare, ma gli stati occidentali cercano di strappare, anche attraverso le elezioni che sono avvenute recentemente in Georgia, che hanno vinto naturalmente dalla parte russa, però i cittadini si sono ribellati perché hanno detto che ci sono stati dei brogli. Prego. E quindi forse tanto libere queste elezioni in Georgia non sono state. Esatto. Se vogliamo globalizzare la questione, la Russia, nonostante i proclami di Putin, l'anno prossimo sfonderemo le linee in Ucraina, è in una situazione di grave difficoltà, perché il cambiamento di regime che c'è stato in Siria è una sconfitta per la Russia. La Russia
in oltre 2 anni e mezzo non sta riuscendo ad avere ragione delle forze ucraine, che sono sì sostenute dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, ma la campagna in Ucraina Putin l'aveva presentata come una passeggiata, ma questa passeggiata non c'è stata. La Russia, che ambisce a essere una superpotenza mondiale, ha dovuto utilizzare truppe nordcoreane nel Kursk per respingere l'offensiva dell'Ucraina, si avvale di droni iraniani per colpire l'Ucraina, ha rischiato un colpo di Stato nel giugno del 2023 con Yevgeny Prigozhin, il comandante della Wagner, che in polemica con Putin ha cercato di rovesciare il regime di Putin. Le vicende siriane dimostrano come la Russia abbia l'ambizione a essere una superpotenza globale, ma non riesce a uscire da una dimensione regionale. Quindi la Russia in realtà è in una situazione di debolezza, e di questa debolezza mi sembra che l'Occidente non voglia saper approfittare. Certamente, ma come si dice, il nemico del mio nemico è mio amico, e quindi gli Stati Uniti... Questo sempre. Appunto. Allora, prego, Giuseppe Caramazza, l'Ucraina, ma se i cittadini ucraini avessero ricevuto, avessero avuto gli investimenti bellici che hanno fatto tutti gli occidentali per fare questa guerra, e sarebbero in pace, sarebbero ricchi, sarebbero tranquilli, sarebbero a casa loro, e invece la guerra non serve a praticamente a niente, impoverisce i poveri e arricchisce i ricchi. Prego. E questo è vero di tutte le guerre, e soprattutto nei paesi più poveri, perché si vede che in una guerra si spendono miliardi di euro, e basta pensare che un missile costa milioni già da un solo missile, e se questi soldi fossero infusi in un'economia potrebbero veramente far salire il paese. Questo io l'ho visto in Africa durante la mia permanenza là, dove mi ricordo che tutti gli aiuti che l'Italia aveva dato alla Somalia, se fossero stati tradotti in soldi per la gente piuttosto che in armi, avrebbero reso ricchi tutti i somali, che invece sono rimasti poveri. E questo l'ho visto in Sud Sudan, dove si spendono miliardi per estrarre il petrolio e trasportarlo poi al Port Sudan, eccetera. E la gente rimane poverissima. Ci sono le armi, si fa guerra, e per quella si trova sempre una fonte, ma non si usano quelle ricchezze e le risorse per lo sviluppo del paese. Certo, ma perché io dico sempre c'è un principio fondamentale: per fare un ricco ci vogliono almeno 1000 poveri, perché se quelli non sono più poveri, il ricco non ce la fa più, perché deve spendere un sacco di soldi per mantenersi ricco, e di conseguenza il delta tra ricchi e poveri deve mantenersi. Vediamo l'immigrazione, che è un grande esempio di questo. Noi abbiamo bisogno dei poveri che vengono a lavorare e si sottomettono, perché ormai gli italiani non hanno più voglia di essere schiavizzati o oppressi da la cultura dello sfruttamento della persona. Allora bisogna cambiare il ritmo, cambiare modello, e naturalmente questo è un gioco molto difficile da gestire. Cosa dici, Tullio, certo in questo senso? È certo che è una situazione, come dire, che ormai si trascina anche da parecchio tempo, peraltro, assolutamente, quindi è indubbio che gli italiani certi lavori ormai non li vogliono fare più, e per fortuna che ci sono dei migranti che arrivano e che prendono e che coprono determinati ruoli. È un problema anche generazionale dei nostri giovani, che probabilmente non hanno più quello stimolo, quella fame, come dicevi tu, per accettare determinate situazioni di lavoro, chiaramente. Ma forse non investiamo nell'intelligenza dei giovani, che si applicano di più a quella che è la scienza e l'evoluzione, e l'evoluzione sta crescendo in alcuni paesi,
parliamo di intelligenza artificiale ancora una volta, no? E c'è bisogno di persone che sappiano gestire questa nuova tecnologia e allora non devono andare all'estero, bisogna che le università crescano di livello e diano possibilità ai giovani di emanciparsi da un punto di vista tecnologico, no? Ti sembra? Sì, però questo comporta poi il problema che, torniamo al discorso di prima, che certi lavori poi non vengono svolti dagli italiani e i lavori, diciamo, i lavori manuali, quelli che possono essere il lavoro di un saldatore piuttosto che un lavoro come agricoltore, chiaramente nella raccolta dei pomodori, e che dopo diciamo anche che c'è chi si approfitta di chi arriva e che non ha diritti per sfruttarlo e ovviamente ottenere un maggiore questo ricavo. È il dato di fatto ed è giusto, però bisogna avere anche una visione del futuro, che mi sembra che in Italia, ma in tutti gli altri paesi non ci sia, cioè come riuscire a utilizzare diversamente, perché poi abbiamo visto che magari il robot certe cose banali riesce a farle e forse si svilupperà anche un robot molto più tecnologico che consentirà di fare i lavori più umili. Ecco, in questo senso diciamo una conclusione, Stefano Luconi, su questa guerra che non finisce del lavoro, mai. Sull'Ucraina, su che abbiamo volato. Perché non voglio fare pubblicità al mio datore di lavoro, ma l'Università di Padova è ai primi posti nei ranking internazionali di valutazione delle università e ha anche una forte capacità attrattiva nei confronti di cervelli in formazione di altri paesi. Sì. Aggiungo anche che gli immigrati contribuiscono a salvaguardare da un punto di vista finanziario quel poco che resta dello Stato sociale italiano, perché pagano i contributi e non attingono allo Stato sociale perché sono relativamente giovani, hanno i familiari anziani nelle terre di origine. Sì, certo, ma Padova è una, bisognerebbe che si sviluppasse una base anche a livello di liceo, anche a livello scolastico, diciamo a livello più basso, una cultura un po' più evoluta e che preparasse meglio i giovani a entrare nell'università. Ma questo sarà argomento di un'altra puntata. Certo. Grazie del vostro contributo e speriamo che la guerra finisca. Certo, certo. Beh, io volevo spendere anche una parola per quanto riguarda padre Paolo Dall'Oglio, Caramazza. Sappiamo che è stato rapito, è un gesuita che è stato rapito il 29 luglio del 2013 a Raqqa in Siria. Lo stanno cercando? Ma io non penso credo che sia stato ucciso in questi anni, nel senso che non ci sono più avute notizie della persona. Chiaramente è stato un rapimento che voleva colpire la presenza cristiana nel paese e non saprei bene come dire perché non ho seguito tutta la faccenda. Una cosa è certa, che la minoranza cristiana in Siria non è così piccola, è più del 10% e quasi tutti i cristiani sono anche professionisti di alto livello e dunque colpire questo gruppo sarebbe un grande impoverimento per il paese e dunque credo che il nuovo governo dovrà tenerne conto. Lo hanno detto a parole, vediamo se poi diventeranno fatti. Certo. Certo che distruggere una capacità, una professionalità e una competenza è controproducente. La Siria potrebbe diventare un nuovo paese forte, sebbene sia povero, abbia grandi difficoltà anche per l'approvvigionamento dell'acqua, eccetera, ma all'interno del Medio Oriente potrebbe diventare un catalizzatore di pace. Certo. Chiaro che in questo momento tra Iran, Turchia, i curdi, Israele, cioè ci sono tante di quelle complicanze che non è facile prevedere a breve termine la pace. Certo, certo, uno sviluppo anche della situazione in Siria. Ricordiamo comunque che Paolo Dall'Oglio era una persona molto conosciuta, parlava più lingue ed era diventato un po' anche un punto di riferimento un po' anche per le varie etnie presenti. Bene, grazie per essere stati con noi. Innanzitutto grazie a Giuseppe Caramazza, grazie per essere stato qua in studio con noi, grazie al professor Stefano Luconi in collegamento.
grazie a tutti e due e vanno ovviamente... Grazie a voi per avermi invitato. Certo, e tanti auguri ovviamente di buone feste ad entrambi. Bene. Speriamo in un Natale di pace, ma la pace non si mantiene premiando gli aggressori. Certo, grazie allora ancora per la vostra presenza, grazie ai telespettatori, un attimo di pubblicità e poi torniamo con TV7 Match, a tra poco.